Un giubileo è un tempo stabilito dalla Chiesa per la conversione, per la penitenza, per l'esercizio della misericordia di Dio mediante la sua Chiesa. Il Giubileo nasce nel 1300, al tempo di Bonifacio VIII, e nasce come un movimento della base dei fedeli cristiani. Il Papa si trova di fronte al fatto compiuto, a questa massa di pellegrini che corre verso Roma. Il Papa Bonifacio coglie l'occasione e in seguito a questo promulga una bolla con la quale a determinate condizioni concede le indulgenze, e così avviene il primo giubileo nell'anno 1300. L'indulgenza è la remissione della pena per i peccati commessi. Questo presuppone ovviamente che ci sia stato il perdono dei peccati attraverso il sacramento della confessione o riconciliazione. Questo ha a che fare con la dottrina concernente il purgatorio. Quindi il cristiano che al termine della sua vita terrena necessita ancora di una sorta di purificazione nel cosiddetto purgatorio può vedere abbreviata questa pena del purgatorio attraverso l'indulgenza. Vi erano stati alcuni abusi, non tanto riguardo alle indulgenze in quanto tali, ma a certe modalità di ottenimento. C'era stata una propaganda in Germania proprio in quegli anni, intorno al 1515-17, per cui una propaganda che vedeva anche come protagonista un mio confratello domenicano, Tetzel, si voleva concedere l'indulgenza legandola semplicemente ad un fatto monetario di corrispondenza di offerte in denaro, e queste offerte venivano destinate alla costruzione della Basilica di San Pietro in Vaticano, voluta dal Papa francescano Giulio II. E questo indubbiamente, non tanto per l'indulgenza quanto per i modi in cui veniva propagandata, aveva suscitato dello scandalo in Germania. Di particolare intanto c'è la scadenza, il tempo, perché normalmente la scadenza dei giubilei negli ultimi secoli è stata 25ennale, quindi ogni 25 anni c'è un anno santo. Questo è invece un anno santo straordinario, voluto dal Papa Francesco, che non rientra nella scadenza dei 25 anni, perché il prossimo sarà, secondo tale scadenza, nel 2025. E il Papa ha voluto sottolineare l'aspetto della misericordia, peraltro presente in ogni giubileo, proprio come momento per tutta la Chiesa di conversione e di ricezione, ottenimento della grande misericordia di Dio mediante la sua Chiesa. No, è stato stabilito dal Pontefice Francesco che si può vivere giubileo anche nelle chiese locali, cosa che peraltro è avvenuta già negli ultimi giubilei, almeno a partire da quello del 1950 sotto Pio XII. Quindi in ogni diocesi, presso la cattedrale o eventualmente altre chiese prestabilite, è possibile vivere il giubileo secondo le norme date dal Papa. Quello che è importante non è tanto il passare attraverso una porta fisicamente, sebbene c'è anche questo gesto che vuole avere anche un significato interiore. Ecco, quello che conta è la conversione, e anch'io ho bisogno di convertirmi, come penso un po' tutti i cristiani, e
quindi spero con l'aiuto di Dio che sia veramente un'ottima occasione anche questa per la conversione, per essere più amico del Signore come Lui vuole.